Questa trasmissione è offerta da Buonasera a tutti gli amici di Telecittà, ben ritrovati in una nuova puntata di Padova nel cuore, la penultima perché stiamo seguendo ovviamente il cammino dei biancoscudati Padova e domenica ci sarà l'ultima tappa a Leuganeo contro l'Alto Vicentino. Con me come sempre la splendida Lucila De Luca. Ciao Lucila. Buonasera. Per te è l'ultima perché poi andrai in Argentina e ci lasci, quindi è un peccato. Sì. Scusa, devo andare in vacanza. Devi andare in vacanza, sì, Formentera e poi Argentina, vabbè, beata te, evviva, poi ti saluteremo a dovere come sempre, però con me c'è Claudio Campagnolo, giornalista. Buonasera. Ciao Claudio. Buonasera, buonasera. Beh, vai in vacanza, ma fa freddo in Argentina quando tu vai. Lo so. Infatti fa prima una tappa intermedia a Formentera e poi va in giorni di Argentina. sole all'anno. Vabbè, insomma. Va bene. Allora, tanti ospiti anche questa Veramente sera. un puntatone, come Sempre dire, di per più. qualcuno, un sacco di ospiti. Cioè, poi adesso li presentiamo velocemente e partiamo dalla zona verde. Poi Partiamo dalla zona verde, poi ti lascio la tribunetta. Perfetto. Che è gremita quasi come la tribuna fattori di quest'anno. Allora, partiamo da Eleonora Mosco, vice sindaco di Padova. Ciao Eleonora, ben trovata qui a Padova nel cuore. Buonasera a tutti. Poi parleremo di tante cose con te, comunque è un piacere averti qui con noi, come un piacere avere con noi Jacopo Tognon, avvocato che segue le sorti del Padova, grande sportivo e quindi insomma, no? Grande Hai anche tu il Padova nel cuore, come dice il titolo di questa trasmissione. E poi stasera ci darà degli scoop l'avvocato Tognon perché, perché noi ti abbiamo convocato nella duplice veste di tifoso dei biancoscudati Padova, ma anche di appassionato, oltre che ex giocatore di basket. Questo ci tengo in particolare. Sì, forse voi non lo sapete, addirittura l'avvocato Tognon ha brevettato una particolare mossa che non ci farà stasera per pietà umana. Per ovvi motivi televisivi. Che all'epoca faceva, come dire, impazzire i tuoi avversari. Sì, è l'unica che sapevo fare per quello che giocavo a dischetti di Velli, il resto invece... È la stessa mossa che ha usato anche per convincere la moglie a sposarlo, ma questa è tutta un'altra storia. Domani faccio 10 anni di matrimonio. Vedi, come si chiama la tua dolce console? Francesca. Ma salutiamola, dai. Salutiamo Francesca che deve sopportare un acquario. Di che segno è tua moglie? È un pesce, È non un pesce. pensare che... Vedi, l'acquario tutto quanto quadra. Allora, dall'oroscopo alla tribunetta, Claudio. Tribunetta velocemente, allora cominciamo. Sportivi veri, con il massimo rispetto di Jacopo, che è più un avvocato di grande successo, ma un po' meno sportivo. Molto piacere, finalmente abbiamo una folta rappresentanza proprio di biancoscudati Padova, quindi cominciando da destra rispetto alla telecamera abbiamo Petrilli, Nicola Petrilli, Ariete, lo dico così per gli amanti dell'astrologia, accanto Giovanni Fenati del terreno segno della Vergine. Buonasera a tutti. Michael Salvadori, che invece Cancro. del segno del cancro. Ecco, vedi, prima non me l'avevi detto, cioè te ne stavi nascosto perché i segni d'acqua rimangono sempre un passo indietro. E dopo questi 3 punti di diamante dei biancoscudati Padova abbiamo il presidente del Petrarca Calcio 5, Paolo Morlino. Buonasera a tutti. Sopra, passando dall'usco al brusco, abbiamo, inquadratelo bene questo signore perché è niente poco di meno che il super tifoso della Tonazzo della passata stagione ma anche dell'attuale, Diego Stocco. E non solo però. Stecca. Non solo Tonazzo, ho voluto steccare proprio sul tuo cognome, scusami. Praticamente lui ti fa Diego. tutti tranne la mia squadra, perché Come non ti è fa mai tutti venuto a vedere Non è una mai venuto partita a vedere la Lucila alla anche se lo vedono Non da hai tutti i mai visto palazzetti. la squadra dove milita Lucila? Come mai? Sono riuscito a avere un attimo il tempo. Poveretto, è andato a vedere tutte le partite, dai. Allora, Prossimo Lucila, anno. non sono prossimo una anno. priorità, Lucila, poi ti capisco. do un incarico. Dovrai intervistare Diego Stecca, il quale, oltre ad avere tante passioni sportive, ha un unico cruccio. Non riesce a trovare una fidanzata e quindi magari vorremmo capire. No, tua amica, ma una ti tua dico compagna io. È vero che tu fai ballo? Sì, E sto quindi facendo forse corso balli ballo. con tante ragazze, allora fai difficoltà a sceglierne una. Forse è quello? Vedremo. Vabbè, Allora, poi scenderemo nel dettaglio. Accanto a lui l'uomo dei numeri, Alessandro Vinci. Ciao Claudio, Che buonasera. stasera, Buonasera a con tutti. i nostri ospiti avrai un sacco di statistiche e cifre da raccontarci. Accanto ad Alessandro abbiamo Rossano Nicoletto, presidente AXI regionale Veneto, un'associazione che raggruppa ben 300.000 associati qui in Veneto, se non vado errato. 180.000, 1.000 società, e però sono nella doppia veste anche, come tu ben sai, di presidente nazionale
del registro italiano veicoli storici. Poi ci sarà una polemica legata proprio a questo registro nazionale dei veicoli storici, che poi scenderemo il dettaglio. E accanto a lui il buon Ruvo. Ciao ragazzi. Come mai non c'eri sabato? Esatto, giustificati perché... Non è che ti sei mancato. Ero e però. sono tuttora. Ma voi giocate domenica? Allora, tutte e tre vogliono mi giocare sa contro l'Alto di no, Vicentino, loro per due cui... no. Allora, cerca di non contaminarci i campioni, infatti. ci mancherebbe altro. Allora, partiamo dal Padova, perché abbiamo anche la vice sindaca che sappiamo che questa giunta in particolare è stata molto vicina al Padova. Il Biancoscudati Padova è nato con voi, quindi anche un po' una vostra creatura. Tu la stai seguendo, ti stai appassionando un pochino, anche se vieni dalla sciabola, dalla scherma. Beh, io prima di essere un'amministratrice oggi sono una padovana, orgogliosa della mia città, orgogliosa della squadra dei Biancoscudati, che è la squadra della città di Padova, e quindi un impegno che è iniziato con la nostra amministrazione, un impegno che vuole continuare ad essere accanto, sempre più vicina alla nostra squadra e quindi anche a tutta la nostra città. Tanti sono anche i progetti futuri di cui sicuramente parleremo, per cui non anticipo niente, insomma, certamente anche domenica prossima l'amministrazione, come lo è sempre stato in questi mesi, sarà in prima fila a sostenere la nostra Avremo il squadra. consiglio comunale in tribuna? Ma verrai comunque tu, Leonora? Beh, io ho già partecipato domenica. diverse volte, insomma, allo stadio. E riesce a trascinare anche il buon Massimo Bitonci, oppure... Come è Beh, messo? È impegnato? È impegnato, ma certamente adesso, compatibilmente Certo. con gli impegni farei in modo di esserci, anche se non c'è fisicamente, col cuore, con la testa, c'è sempre, un po' lo come stiamo Papa Francesco, dimostrando. insomma, No, ma così. vedrà comunque di trovare un modo per esserci. Ve l'aspettavate che i ragazzi qui centrassero alla prima... Tra l'altro, scusami, colpo? quasi coetanei di Leonora, che ha 28 certo, anni, sì. è giovanissima. Anzi, grazie davvero, visto che è la prima occasione, insomma, mi sembra un dovuto e insomma, un ringraziamento anche in diretta ai nostri calciatori bravissimi. Un bel modello, un bel esempio anche per i nostri ragazzi della nostra generazione, perché si parla molto spesso dei ragazzi nullafacenti, purtroppo, di bamboccioni. Finalmente abbiamo la testimonianza in diretta anche di chi ogni giorno crede nello sport e lo vive all'insegna dei valori più sani con i quali i ragazzi dovrebbero crescere. Quindi io lo dico sempre, da sportiva, da amante dello sport nel senso più bello del termine, lo spirito di sacrificio, di lealtà, insomma, sono davvero i migliori maestri di vita. Invece io lo dico da cronista, dovevamo scendere in Serie D per trovare finalmente dei calciatori che fossero prima uomini e poi calciatori, perché i vostri colleghi delle serie superiori, serie che io vi auguro di raggiungere quanto prima, invece insomma, hanno dimenticato poi la loro dimensione umana, sono forse un po' troppo innamorati del cerchietto, del tatuaggetto, del piercinghetto. Sì, poi chissà se è quello che in realtà fa la differenza, però è veramente un atteggiamento che è piaciuto quest'anno alla piazza e insomma lo vediamo che quando magari girano per strada i saluti della gente. Jacopo, molto distanti da quel Padova che l'anno scorso ci ha fatto un po' tribolare, no? Guarda, io quel 15 luglio ce l'ho ancora abbastanza scolpito nella testa, insomma, nel senso che è stata una giornata campale per chi come noi ama questi colori. Per me dagli anni 70, pensa, per cui voglio dire, quando molti di loro non c'erano, anzi tutti loro, i ragazzi giocano adesso, per cui devo dire una stagione esaltante come questa era neanche nel mio più recondito sogno poteva esserci, quindi sono felicissimo e complimenti ai ragazzi, li ho seguiti dal vivo compatibilmente con gli impegni, ho fatto anche un paio di trasferte, mi sono anche molto divertito. Poi 27 vittorie su 33, non so, intanto spererei che non mi dessero un pizzicotto di non svegliarmi, spero che poi la dura realtà della Lega Pro non mi faccia svegliare da questa ebbrezza, ma insomma voglio dire... perché c'è anche quello, poi si cambierà, sarà un altro mondo. Purtroppo sì. Qualche detrattore, no, ha definito il campionato di Serie D un po' un campionato pane e salame, no, ma ben venga il pane e salame, certo. con tutto il rispetto per i vegani naturalmente, assolutamente. ma perché è stato un campionato autentico e l'abbiamo vissuto tutti, proprio io credo, ma a partire dalle autorità che hanno dato fiducia a questa società, agli stessi dirigenti e ai calciatori stessi, c'è proprio un entusiasmo che non si sentiva e non si toccava con mano da tantissimo No, era quello tempo. che ci voleva, cioè ripartire dal calcio, se vogliamo, da una dimensione in gran parte anche dilettantistica, ma organizzata in maniera professionale come la nostra, passando per questo, diciamo, anno di purgatorio in mezzo ai paesi, ricongiungendosi alla gente in una simbiosi, vorrei dire, più unica che rara, perché 5-6 mila spettatori in Serie D, ripeto, è come portarne 80.000 all'Olimpico, insomma, voglio dire, in proporzione, in proporzione sì, quindi grazie ancora ragazzi, davvero.
E queste sono imprese di cui poi la città, tra 20 anni, Petrilli, quando girerai per questa città, che ti diranno Petrilli, tu eri quello della... Cioè, Esatto, quello della Biancoscudati Padova, è come Totò Di Nardo, che voi sapete chi è, l'eroe della promozione in B. Lui ha in questa città un credito assoluto, ogni volta gira Totò Di Nardo, rimarrà scolpito. Sì, non è che verrete qui negli alberghi e poi Sì, uscite dicendo tanto sono Petrilli. Cioè, Sono Petrilli. Alessandro, tu che sei l'uomo dei numeri, riesci a fare 3 sintetiche schede dei nostri 3 ospiti presenti? Iniziamo da sinistra. Petrilli i primi mesi ha avuto un po' di acciacchi, poi dal giorno in cui effettivamente è sceso in campo da titolare contro il Krasrepen ha fatto gol e non si è più fermato, è stato uno dei giocatori che ha fatto più la differenza in questa stagione. Fenati poco impiegato, ma quando impiegato ha risposto sempre presente, ha trovato anche il gol e appunto prestazioni sempre ordinate da parte sua. Poi Salvadori è arrivato per coprire la catena di sinistra che molti tifosi ritenevano essere un po' la più debole, e l'ha rinforzata e come anche lui rendimento assolutamente al top, e una grandissima corsa e anche un buon ricordo lasciato ai suoi ex tifosi. L'abbiamo visto domenica a Feltre, dove ha fatto un intervento, ne parlavamo prima della trasmissione, assolutamente provvidenziale. Infatti prima della trasmissione abbiamo ricapitolato i gol, cioè Petrilli ha fatto 8 reti, Fenati ne ha fatta una, ma ha anche giocato veramente molto poco, è stato anche bravo a sfruttare quelle poche occasioni, e Salvadori giustamente non ne ha fatto nemmeno un gol, ma ne ha salvato uno come se l'avesse fatto, perché ne ha salvato uno proprio domenica scorsa. Come ci vuoi raccontare brevemente l'azione, com'è stata, cioè l'intuito? No, diciamo che loro hanno fatto una bella azione, hanno fatto un bel 1-2, io ho detto corro e mi butto, mai che vada lui tira e fa gol, però sono stato fortunato, ho preso la palla e quindi la palla è stata andata sotto la traversa, è andata bene così. Difatti a fine partita mi sono fermato là con i miei ex compagni e Tomasi Meto, che è il giocatore che sta per tirare, mi ha fatto potevi lasciarmi far gol almeno contro il Padova, mi restava comunque dentro, perché segnare col Padova in Serie D non è... Ecco, vedete, quando prima brutta parlavamo cosa. di questo atteggiamento, cioè pane e salame, proprio così, nel senso che i giocatori si conoscono un po' tutti. Non so se sapevi che Michael è nato in un paesino proprio in provincia di Belluno, Fiera di Primiero, bellissima località Trentino. turistica, no? È in Trentino, provincia di Trento. In Trentino, e da lì Feltre, no? Poi Padova, quindi insomma una carriera che sei del giovanissimo, 96. 94, ecco, un po' meno. Basta, ma non diciamo più nulla su di te, se no non le azzecchiamo una. Però insomma, una carriera che si sta andando tutto avanti. sommato, dai, Tutto sommato. forza, come direbbe la Mara Venier. Ragazzi, ma voi sapete già se rimanete, se rimarrete, se ve ne andrete, così, veloce. Io personalmente non so niente, come penso non sappia nessuno di loro, però... Ma cosa ti aspetti? Chiaramente anche per me, essendo giovane, non aver mai giocato in Lega Pro, nei professionisti, in una piazza come Padova, penso che per noi giovani sia il massimo. Dopo abbiamo ancora la partita con l'Alto Vicentino, dopo scudetto, per metterci in mostra, e dovremo sfruttare ancora queste ultime partite. Sbaglio o nessuno di voi tre c'era nella partita con l'Alto Vicentino? Tu sei entrato dopo e quindi sarebbe pensate di esserci domenica? Allora sentiamo anche Giovanni Nicola col microfono, perché in effetti c'è l'ultima partita importantissima, ci tenete tutti soprattutto ci tengono anche loro a vincere di nuovo contro il Padova, quindi sarà partita vera, e poi c'è la coda della Pool Scudetto. Sì, quindi ancora non è ci finita. teniamo anche noi a dimostrare che alla fine abbiamo meritato noi di vincere, poi la settimana dopo bisogna iniziare a pensare alla Pool Scudetto. Sia la piazza che il mister che la società ci tiene a vincere anche quella, quindi faremo di tutto per portare a casa anche quella. Dal 17 al 24 maggio, quindi triangolare, poi semifinale e finale, ci contano tutti su questo scudetto, che poi vabbè, non è lo scudetto della Juventus, è lo scudetto dei dilettanti, però è sempre un tricolore che sarà attaccato alla maglia. Scherzi, sarebbe fantastico la maglia del Padova in Lega Pro col tricolore. Ne compro 3-4 no? solo io. Uno scudetto è sempre uno scudetto. Scherzi. Passando diciamo dal calcio quello a 11 al calcio a 5. Sì, anche perché Paolo Morlino, presidente del Calcio 5, che fa attività soprattutto a livello giovanile con grande successo, ha seguito in particolare la vicenda Padova, in maniera molto attenta dal 15 luglio in poi, dalla costruzione della New Co con Bergamile e Bonetto in poi, per cui bisogna dire che hanno lavorato bene, no Paolo?
Sì, sicuramente la nuova proprietà è stata molto, molto capace, soprattutto come dicevano i ragazzi, i giocatori, come dicevate anche voi, a creare questa simbiosi con l'ambiente, che era veramente è un aspetto veramente importante, e sono stati veramente molto, molto bravi. Poi sono riusciti a fare anche un risultato straordinario, che non è da poco. Mi faccio una domanda semitecnica, così proprio. Un tempo il calcio a 5, quando insomma sono stati gli esordi del calcio a 5, erano i calciatori che non si facevano più a correre in un campo regolamentare, che si dedicavano al calcio a 5. Nel tempo, secondo me, invece è maturato proprio una tipologia tipica, cioè chi gioca nel calcio a 5 ha delle caratteristiche che sono specifiche per la disciplina. Sbaglio o è così? No, assolutamente, è proprio come dici, si tratta di due discipline che sono, come potrei dire, parenti. Simili, chiaramente, questo è ovvio, ma hanno delle peculiarità, insomma, che le differenziano un poco. Ecco, nel nostro contesto sicuramente l'elemento tecnico è preponderante, la fisicità e la corsa magari non lo sono così come nel calcio, sono due discipline diverse. È vero quello che stai dicendo, noi una volta, diciamo, svariati anni fa, avevamo ragazzi che arrivavano dal calcio a 11, oggi sono sempre più i ragazzini, i bambini proprio che crescono nel contesto della nostra disciplina, della nostra società, che a partire dai 4, 5, 6 anni, anche attratti dal fatto che si gioca al caldo, al coperto, quindi questo è un aspetto, insomma, molto invogliante, insomma, anche per le famiglie, ovviamente. Insomma, fanno poi tutto il loro percorso e, diciamo, arrivano poi a fare l'attività dei più grandi, l'attività agonistica, ma avendo fatto un percorso all'interno della disciplina. Fermo resta che se poi qualche calciatore così di qualità, che magari nel calcio non trova più spazio perché magari l'elemento così della fisicità è preponderante, decide di avvicinarsi, noi lo accogliamo sempre a braccia aperte. Tanto anche Carletto Perrone, l'ex vecchia gloria del Padova, terminò sicuramente. nel Carletto Petrarca, Perrone fece con noi un 5. paio d'anni di Serie A, e poi sono anche tanti ragazzi che hanno fatto il settore giovanile col calcio Padova, che nel corso degli anni, generalmente succede intorno ai 13, 14, 15, 16 anni, sono avvicinati al nostro contesto, e alcuni con grande Sì, il settore giovanile è vastissimo, oltretutto quanti tesserati avete Abbiamo voi? circa 600 prevalentemente bambini che sono attivi in 15, sì, quindi complimenti, perché organizzare 15 sedi di scuola una di piramide calcio del 5. genere non è facile. E a proposito di sport che si tengono al coperto e quindi che possono attrarre un certo tipo di pubblico, io non mi sono dimenticato che ti ho convocato qua nella duplice veste di esperto anche di basket, perché questo signore qua, che comunque è lo sport più bello di tutti, a me, specie per gli amici del calcio, sì. proprio a pallacanestro, cioè ragazzi, è qualcosa di superiore, mi dispiace dirvelo, poi ve lo spiego dopo. È sempre difficile fare la gerarchia degli sport, io sono un grande ognuno tifoso ha la sua, ognuno ha la la sua. pallacanestro, ragazzi, perdonatelo, sapete che le passioni sono devo fare outing questa sera. È peccato che a Padova non sia molto bene, in auge ancora. Allora, questo signore che vuole fare l'outing del basket sta tessendo dietro le quinte, le fila di una importante operazione che, se si concluderà, sarà di estremo impatto sul mondo proprio del basket padovano. Si pensa addirittura, si vocifera di un'unione tra le due società storiche del basket cittadino. È così, avvocato Tognon? Dicalo giuro. Dicalo giuro. Ma questo è un tema molto interessante, mi prendo da lontana, grazie della domanda. Jacopo, che risposta, grazie della domanda. Le risposte tipiche dei politici che dicono la ringrazio della domanda. Devo imparare da una politica, quindi ma il politico solo dice la ringrazio della domanda e dentro dice ti potessero. Ma guarda, allora, seriamente parlando, è un tema di cui si discute da molto tempo, no? Quello della fusione ha avuto in qualche occasione anche negli anni passati un ravvicinamento. Adesso tanto diciamo i nomi delle due società. Beh, le società sono la Virtus di Padova e Petrarca, ma in realtà ce n'è una terza che c'è dietro, che è la vecchia Propace, diciamo. C'è un'idea di un progetto condiviso per arrivare a un unico soggetto che possa fare la Serie B, questo è vero, ci sono state più di qualche riunione. Dopo, da qui tra il dire e il fare, insomma, chiaramente no. Vediamo un po' di numeri, ad esempio l'ultimo derby che c'è stato. L'ultimo derby è stata la partita. Quanto avete fatto? Guarda, giocava in casa il Petrarca a Montegrotto, al Palaberta, perché c'era il volley e Palaberta esauritissimo, anche se il Palaberta fa 1500 posti, ti posso dire che tranquillamente saranno stati molto di più, perché la gente poi alla fine è entrata in qualche modo alla faccia della sicurezza.
stato un bellissimo spettacolo, ho vinto la Virtus, quindi per me meglio complessivamente. E pallacanestro Padova onestamente è sottodimensionata, nel senso che ha un grandissimo movimento ma non ha una prima squadra capace. Adesso però va detto la Virtus è in grande ascesa perché è prima nel suo girone per andare in Serie B e se andasse in Serie B con la riforma dei campionati sarebbe la terza serie, passerebbe di colpo di 2 categorie. Quindi fusione sì o fusione no? Questo vuoi sapere? La risposta è oggi è difficile dirlo perché c'è un campionato in corso della prima squadra cittadina in questo momento, che se fosse promossa potrebbe anche pensare con i suoi mezzi di provare a farla B, c'è da dire questo. Però è vero che 2 squadre in C non hanno senso, dunque molto dipenderà dall'esito anche dei playoff che si giocano in queste settimane. Cara Vice Sindaco, tutta questo attivismo sportivo fa onore alla città di Padova. Voi come amministrazione siete attenti, pensate di dare, come dire, non solo dei consigli ma anche qualcosa di più concreto? L'assessore allo sport è una grande ex sportiva, Certo. tutto. Beh, la concretezza credo sia un po' il leitmotiv di questa amministrazione. Lo stiamo vedendo in tanti ambiti, lo stiamo facendo anche nell'ambito sportivo, nel quale riponiamo una grande attenzione non solo nel calcio ma anche in tutti quelli che vengono chiamati gli sport minori, che invece con la grande capacità, la professionalità degli allenatori, la qualità anche degli allievi, e ricordiamo che dietro gli allievi ci sono anche delle famiglie straordinarie che sono in grado di supportare questi ragazzi, stanno dimostrando quanto invece lo sport oggigiorno sia sempre più importante anche da un punto di vista sociale. In una società, in una città difficile come la nostra, credo che sia fondamentale valorizzare e puntare sempre di più su sostegno a tutte le associazioni sportive che, nonostante le difficoltà anche economiche che stanno vivendo, si stanno davvero rimboccando le maniche grazie al sostegno delle famiglie stesse, proprio perché credo che oggi, in questo momento particolare di crisi economica ma anche una crisi di valore, ancora una volta lo sport credo sia il miglior rifugio per i tanti ragazzi. Quindi di fronte a questa importante necessità la priorità è lo sport per questa città. L'amministrazione oggigiorno di fronte appunto anche a questa congiuntura anche di bilancio che ci troviamo deve scegliere. Deve individuare delle priorità e lo sport lo è. Poi va detto che ogni amministrazione ha un po' le sue simpatie nello sport, per esempio la vecchia aveva magari l'atletica, voi un po' di più il rugby, no? Questo si può dire, ma che poi tra l'altro il rugby è uno sport importantissimo a Padova, che ha radici storiche, c'è il Petrarca, che forse fino adesso è stato magari un po' più snobbato. Tanti sport sono stati snobbati, ora cerchiamo di ripristinare almeno una parità di trattamento per gli stessi. La discriminazione per cui tanti sport si sono visti messi da parte in passato, ora basta e quindi cerchiamo di riportare al prestigio anche di società storiche come il Petrarca Rugby, ma come lo sono tutti il basket, ricordiamo anche la stessa scherma, tutti questi sport minori che invece hanno un prestigio e anche un'onorabilità che è giusto far conoscere alla cittadinanza. Una dignità che è pari tra tutti gli sport. E poi abbiamo una sorpresa per te, Leonora, perché Claudio ha curato una bellissima intervista a una campionessa dello scherma. Allora facciamo un salto da Rubo, vediamo cosa sta, perché sta importunando i nostri giocatori. Hai fatto qualche ritratto? In realtà, se posso essere preciso, loro importunavano me, io lo dico. Ma io posso dire, Rubo, che sei contento che finalmente si possono bere gli spritz anche dopo una certa ora grazie all'amministrazione, no? Ah, ma si può? Sì, ti do questa notizia. Fino a che ora? No, dopo ce lo facciamo dire esattamente. Rubo, vai. No, qualche mattina ho trovato gente che non mi faceva lo spritz. Questa mattina? Fino alle 4 di mattina. Sì, è gravissimo questa cosa. Vabbè, comunque vediamo. Zoom io partirei Rubo. sul soft con Eleonora, però ti prometto che prima di fine puntata te ne faccio una più bastarda, va bene? Mi raccomando però, perché sennò eccolo qua, scappare. se mi dai una mano a tenere di là, grazie, ti voglio tanto bene. Grazie a Rossano che fa da valletto. Allora, sono di Forza Italia, ma sono cresciuta militando nel Forza Padova, va bene questa era soft, dai. Sono stato buonino, si vede che sono malato. Viste le altre delle altre puntate. Poi abbiamo Jacopo, mia moglie è dell'Aquario e per il 10° nostro anniversario la porto a Genova. Amo vederla cenare a base di mangime sulla vasca degli squali. Tra l'altro ci assomiglia un sacco, bravo, perché l'hai preso bene. L'avvocato Tognone assomiglia a Veltroni, però insomma... A me sembrava, se vogliamo, anche Galan. Va bene, noi esageriamo.
Mentre qui abbiamo Paolo, le caratteristiche dei calciatori di calcio a 5 sono poter avere una scusa per uscire il giovedì sera con gli amici perché hanno una moglie rompimaroni. E io quelli che conosco sono tutti con quella caratteristica tecnica, giusto? Poi anche, Tecnica soprattutto. che poi mi risulta che il calcetto sia anche un pretesto per diciamo delle relazioni extraconiugali, perché so di gente che addirittura bagna le maglie sì, stiamo uscendo dal tema, per simulare il sudore, cose professionisti allora. Hai delle formazioni che non ho io. Ah, ho capito, cioè, ma noi siamo, è il nostro mestiere cercare queste. Senti, ma rimanendo un attimo, poi passeremo anche a parlare di auto storiche, sì, eccetera. Certo, però io certo, volevo un attimo un siparietto con il nostro super tifoso, se permetti, certo, Stefano. Certo. Ecco Diego, tieni il microfono vicino alla bocca, perché so che tu sei timido qui, però ma sei molto ma un ultra partecipe in campo, campo. È vero che ad ogni, come si chiama, tie break, no? Cioè, ad ogni pausa della partita, cioè tu hai il... No, non è time. Ogni pausa non è come si chiama? Time out. Time out, perfetto, time out. Bravo. Io alzo le bandiere ogni volta che c'è time out, perché sennò se alzo quando c'è in gioco in palio non si vede una miseria. Ma anche lui fa l'urlo del coyote come la mamma di Giannotti. Guarda che avevamo qui la mamma di Giannotti la settimana scorsa, che lei assicura che durante la partita fate l'urlo del coyote. Tu ti esibisci nell'urlo del coyote? No. Non ti risulta l'urlo del coyote? Qualche altro non animale, lo ripetiamo so. però, Claudio, perché sennò... Cioè? Fai un balletto con il... Ecco, se mai faccio balletti tipo latinoamericano faccio... Ok, allora dopo Lucia ha detto che non fa nessun ballo latinoamericano, nonostante la prestanza fisica. Alla penultima puntata non si fa nessun balletto sudamericano. No, però lui è molto bravo, vero? È bravo, tu vero? sei quello che inizia la ola? Come si dice? Ola, sì, facciamo la ola ogni volta che arriviamo al 12° punto, inizia tutto quanto il pubblico. Inizia da lui e poi allora, a proposito di Ola, agganciamo un attimo Alessandro, perché in vista torniamo al calcio un attimo. Domenica per la partita Padova-Alto Vicentino ci sarà un lunghissimo antipasto prima e dopo della partita, perché sarà una grande festa, non abbiamo finito di festeggiare. La Tribuna Fattori ha organizzato a partire addirittura dalle 10 di mattina dei festeggiamenti nel parcheggio sud dello Stadio Ganeo, poi appunto si andrà ovviamente a vedere la partita. La Tribuna Fattori stessa ha programmato una coreografia al momento dell'entrata delle squadre sul terreno di gioco e poi continuerà fino a tarda sera questa festa, alla quale parteciperanno anche i giocatori del Padova 2000-2001, che venne promosso dalla C2 alla C1 sotto la guida di Varrella, e quindi come in questo caso si passò dalla quarta alla terza serie e anche lì fu una bella battaglia. L'avversario era sempre Veneto per la promozione ed era il Mestre, in questo caso Alto Vicentino. Testa col Mestre. Chi è il Centofanti di adesso, secondo te? Il Centofanti, non c'è la chioma, allora, Centofanti è unico nel suo genere, quindi è difficile. Però era il trascinatore, il leader di quella squadra, sì. A livello di leader unico, sì. Ecco, allora sentiamo un attimo da Nicola Petrilli. Non chiedo a Michael e Giovanni, che sono giovani e forse non hanno ancora visto tante piazze. Tu hai giocato invece, hai un bel curriculum, un giocatore, tutti hanno detto cosa ci fa in Serie D, Nicola Petrilli, che sembra che vada, esatto, 8 gol, che vada molto più veloce degli avversari. Insomma, piazze come quelle di Padova ne hai trovate? Magari al sud? Io ho fatto 8-9 anni solo sud, quindi ti posso dire che Crotone e Noscerina sono state due piazze belle toste, dove fortunatamente... Ma è vero che volano gli schiaffoni lì se non sì, giochi fortunatamente bene. Ho vinto in tutte e due le piazze, quindi ho vinto la C1, dalla C1 alla B in tutte e due le squadre, quindi schiaffi per fortuna non c'è stato tempo di prenderli, quindi questo è il tuo terzo campionato vinto. Non voleva prenderli in realtà, no, non credo. Non sembri contento, hai vinto, ho vinto 2. No, ma poi è anche difficile schiaffeggiare Petrilli perché è di una velocità impressionante. Scappa via, non riesce. Ora che lo prendi. Devo che lo prendi. No, per esempio l'anno scorso che eravamo a Martina Franca, ci è capitato di pareggiare 2 o 3 partite magari di seguito, i tifosi ci hanno aspettato fuori dallo spogliatoio. E non per gli autografi, ovviamente. No, non per firmare E come è finito? Cioè, no, polizia ci hanno scortato fino al pullman e da lì poi siamo andati a casa. Sì, là il calcio è vissuto in maniera troppo passionale, che sfiora l'inciviltà più completa, vabbè. Comunque, un'ultima cosa, hai giocato anche con Gambino, l'attaccante dell'Alto Vicentino, che troverai
Domenica? Cosa gli dirai? Che forse non doveva fare quella battuta sui primi caldi, no? Qualcosa gli dirò, anche perché quando uscì che coi primi caldi magari avremmo avuto un po' di difficoltà. Vi dava già per... Gli dirò che coi primi caldi abbiamo festeggiato e Esatto. che se la poteva risparmiare, però è una brava persona, sicuramente l'avrà fatto in buona fede. L'ha fatto in buona fede, Claro. vabbè, giustamente è stato punito. Però, In buona fede glielo ricorderemo. In buona fede lo lo ricorderemo. ricorderemo. Passerei un attimo il microfono anche però a Rossano Nicoletto che non Sì, ha ancora Rossano, parlato Rossano. adesso. Ari, buonasera. Anche perché parliamo ad esempio di chi fa sport in maniera molto ma molto proprio basica, che sono la maggior parte delle persone. No? Amatoriale. Amatoriale. Però anch'io fino all'anno scorso ho allenato, ho ancora giocato. E vabbè, vi svelo un piccolo allenato segreto. cosa, scusa? Ho allenato una squadra amatoriale Di calcio a 5? di calcio 5. Sì. Ecco, perfetto. Fino all'anno scorso ho giochicchiato anche 30-40 secondi ogni partita e facevo di media, quindi facevo allenatore e giocatore. Credo che sono riuscito a giocare anche 3 minuti una partita, forse, adesso non mi ricordo. Sì, infatti perché Questo diciamo è- che il campo è corto ma si corre velocemente. Ecco. Sì, no, Infatti in l'uomo realtà sandwich- il calcetto è più basket. esatto, Cioè, assomiglia, infatti, anzi, in realtà è è la via anche di mezzo. più difficile perché i giocatori sono 4. 5 col portiere, ma il portiere non partecipa, per cui occupare il campo in 4 vuol dire girare come delle trottole. Io ricordo ho fatto un'unica partita a calcetto e arrivai sul fondo del campo e abituato ai campi d'erba ho tentato di frenare e mi hanno raccattato, infilato con la testa dentro la rete di protezione, cioè, non ho più osato affrontare il calcetto. Quanti sono quelli che praticano sport a livello così amatoriale nelle associazioni che tu dirigi a livello veneto? Beh, ovviamente nel calcio sono tantissimi, noi abbiamo il campionato provinciale solo qui a Padova, giochiamo a Villaferri, ci sono 80 squadre che giocano in vari gironi e lì sono già suddivise in Serie A e Serie B. Io ho portato due anni di fila la squadra che ha vinto il campionato in Serie A e i campionati italiani e siamo arrivati, una volta abbiamo perso ai tempi supplementari e siamo arrivati secondi ai campionati italiani e l'ultimo anno che ho portato la squadra siamo usciti subito. Abbiamo 180.000 soci e 1.000 società, 500 sono società sportive iscritte al registro CONI e altre 500 come AXI. La società più curiosa che avete tra i vostri iscritti, che pratica qualche disciplina stranissima che non è nota? Oddio, adesso mi prendi un po' in castagna, come si dice, perché insomma, per questo. diciamo che nelle squadre di calcio a 5 ci sono dei nomi parecchio strani, però adesso non me ne viene nemmeno uno. Delle altre società non saprei dirti, anche se poi comunque noi abbracciamo, mi pare, 210 sport diversi. 210 sport sport diversi, però io vorrei in 3 secondi citare un aneddoto. Allora io e Claudio ci conosciamo da un po' di anni, abbiamo fatto la media insieme e abbiamo fatto anche, a proposito di sport, i giochi della gioventù. Io ho fatto 4 discipline. Sono arrivato primo in tutte e 4 le discipline, ma lui è arrivato secondo nella marcia, quindi Cioè, abbiamo il primo gran fisico. Lucina non ci crede, però. Lucina non ci crede. Sì, sì. Pur di non stare in classe facevi anche la marcia. Non abbiamo i video perché allora non Ci c'era. allenavamo con Rosso alle Fiamme Oro, se ti ricordi. Facciamo marcia quando ancora. Quanti anni avevamo? Che ci prendevano per il 3-4 culo, anni. scusate il termine, quando ci si allenava al di fuori, perché i marciatori sapete che sculettano, no? Sì. E quindi ho detto è meglio cambiare disciplina, no? Perché Hai sennò pensato altrimenti- alla fine. Avevo pensato a qualcos'altro. Allora, Claudio, ci fermiamo per 30 secondi di Certo. pubblicità, poi torniamo perché abbiamo la questione stadio da affrontare e altre cose importanti, quindi rimanete con noi. A Cittadella, noi di Eureka SPA produciamo spazzatrici e lavapavimenti da ormai 30 anni. Offriamo vendite e assistenza diretta in tutto il Triveneto, forti di un'esperienza maturata con distributori sparsi in più di 60 nazioni del mondo. Produciamo Picobello ed E36, pensate per aree ristrette, e una gamma completa di 20 modelli ideati per la pulizia di tutti i pavimenti. Contattateci per ulteriori informazioni allo 049 94 81 800 o attraverso la nostra mail info@eurekasweepers.com. Mise Plus, caffetteria, cicchetteria, gastronomia con servizio takeaway e delivery. Mise Plus serve una fascia oraria compresa dal mattino alla sera, così da soddisfare le necessità di famiglie, studenti, lavoratori e turisti. Ci trovate in via Padova 67/C a Vigolza, Padova. Io sono
Bene, rieccoci in studio. Lucilla stava dicendo che è retrocessa. Oh, Sei retrocessa? lo volevo dire! Abbiamo una squadra che è stata promossa, una squadra che è stata retrocessa, ma non per colpa di Lucilla, perché non giocava. Giocavi poco. Allora, se la squadra retrocede e io non gioco... Infatti, l'allenatore ci pensi un po' a questa cosa. Che categoria siete scese? Siamo in B2, eravamo, fino alla settimana scorsa. Juvenilia, no? Sì. Juvenilia Vispa Volley. Salutiamo il mio allenatore Adam, grazie. Che l'abbiamo nominato tantissime volte in queste puntate. Ma sei informata poi sul segno del tuo allenatore? Perché, No, vedi, non gli parlo più. non gli parli più? Perché non giocavi? Lo so, non ho capito. Ah, c'è una scelta tecnica, c'è una scelta tecnica. C'è una scelta tecnica, forse l'hai fatta arrabbiare, non lo so. No, invece io, se posso dire proprio un secondo, per consolare anche gli amici calciatori qui presenti, sappiate che quando non vi acchiappate col vostro allenatore, c'è di mezzo l'astrologia, perché i famosi casi, io ho studiato un po' di casi in cui dei giocatori importanti non venivano mai utilizzati dall'allenatore, no? Sono andato a vedere i segni zodiacali e ho scoperto che purtroppo spesso erano in quadratura i segni. Quando due segni sono in quadratura si forma un angolo di 90 gradi e quando ho detto 90 avete già capito tutto. Domenech nel 2006 non voleva far giocare Trezeguet, infatti poi ha preso la trava. Sì. Allora, prima di vedere la prima parte dell'intervista di Claudio, sveliamo il nome o lasciamo suspense? No, possiamo svelare anche perché prima il vice sindaco Eleonora Mosco ha ricordato che insomma è una città importante, questa è una città che poi ha sfornato parecchi campioni anche in tantissime discipline, quelle che sono considerate minori spesso ci hanno dato le soddisfazioni maggiori, se così possiamo usare questo gioco di parole. Una di queste campionesse è Francesca Bortolozzi, che è stata 2 volte campionessa olimpica appunto nel fioretto a squadre, una volta anche ha preso un argento, ma tuttora insegna qui a Padova e ci facciamo raccontare un po' di retroscena relative proprio alla disciplina che ha praticato. Barcellona e Atlanta, vero? Sì. Vediamo. Io sono fiero di essere nato a Padova. Siamo qui con Francesca Bortolozzi, 2 volte campione olimpica con un oro a squadre, un argento sempre olimpico se non ricordo male e soprattutto nata sotto il segno del toro e quindi nata a maggio. E che cosa accade a maggio? A maggio si fanno i fioretti e tu hai scelto il fioretto come disciplina. Sì, infatti da piccola mi prendevano in giro perché io facevo fioretto tutto l'anno, non solo a maggio e continuo a farlo tuttora. Ma poi sposata con un altro campione, anche lui diciamo specialista del fioretto. Sì, infatti ormai guarda, siamo verso i 20 anni di matrimonio, Andrea Borella, ci siamo sposati nell'ottobre del 95, ormai sono parecchi anni, dai. Ma non solo un matrimonio felice, addirittura una prole altrettanto felice e altrettanto campione. Ci vuoi parlare di Claudia? Sì, Claudia, la nostra figlia maggiore, ha 17 anni e mezzo e ha vinto i campionati del mondo a squadre Under 20 a Tashkent ad aprile e l'anno scorso è arrivata terza ai mondiali cadetti individuali. Insomma, sì, è una ragazza che si applica e ci dà delle soddisfazioni. Quante sono le discipline? Le discipline sono 3, fioretto, spada e sciabola. Noi qui alla Comini, che è la palestra in cui insegniamo io e mio marito, insegniamo fioretto, che è la nostra specialità, però logicamente siamo maestri anche nella sciabola e nella spada, perché sei maestro di tutte e 3 le armi. Il fioretto, col fioretto puoi colpire praticamente il tronco, quindi escluse le braccia, la testa e le gambe, di punta solamente, è un'arma più leggera perché pesa circa mezzo chilo ed è soggetta a una convenzione per cui c'è un arbitro che in base ad alcune regole assegna il punto a uno o all'altro avversario. E la sciabola lo stesso, soggetta a convenzioni, però il bersaglio valido è il tronco comprese le braccia e la testa e si può colpire non solo di punta ma anche di taglio, quindi con tutta la lunghezza della lama. E la spada diciamo che è l'arma un po' più semplice da capire perché il bersaglio valido è tutto il corpo di punta e per fare punto non serve parare, rispondere, devi cercare di colpire senza farti colpire. Automaticamente nel momento in cui colpisci, accendi la luce colorata, fai punto. Io sono fiero di essere nato a Padova. Bene, rieccoci. Sì, era la prima parte dell'intervista, poi adesso sentiremo anche una seconda parte che riguarda, si è un po' riconosciuta in quelle bambine che
Sì, tanti ricordi, lo dico, la parte più bella della mia vita. Ho iniziato a 6 anni e gli amici con cui condividi un percorso importante della tua vita, poi insomma sono amici di sempre, ecco, io ancora ci esco e li frequento. Tanti ricordo anche uno dei miei compagni di viaggio, Alberto Pellegrini, si è appena qualificato per le Olimpiadi, le ottavi di finale a Madrid, ha battuto Aldo Montano, per cui insomma a breve avremo importanti novità anche nella sciabola. Una cosa che mi ha colpito in questa intervista, vedevo proprio il comportamento dei bambini che frequentavano. Pensate che loro proprio come regola, quando arrivano danno la mano al maestro o alla maestra in questo caso, e quando se ne vanno salutano nuovamente dando la mano, una sorta di cortesia, di rispetto reciproco che difficilmente si trova in altre discipline. E poi mi ha colpito un aneddoto, mi ha raccontato Francesca a telecamere spente, che lei in realtà alla famosa palestra dove poi è diventata quella che adesso sta dirigendo, no? Si era recata per fare danza, pensate un po'. Pensava che voleva fare danza, solo che quel giorno, siccome questa palestra faceva un giorno danza, un giorno scherma, quel giorno c'erano i maestri di scherma che l'hanno subito... avremmo perso una campionessa, però lei è rimasta... Il destino, vedi, il destino, sì. Quindi era una danzatrice mancata. Sentiamo la seconda parte dell'intervista, attenzione perché c'è una parte che riguarda anche la nostra amica vice sindaco, prego. Vedo molti bambini e bambine nella tua palestra, Francesca. Qual è l'arma più adatta in base al sesso, se così possiamo definire? Io credo che indipendentemente dal sesso sia importante iniziare col fioretto. Questo è un po' come chiedere all'host se il vino è buono. Noi insegniamo il fioretto, quindi li impostiamo tutti di fioretto da piccoli, che comunque è un po' quello che dà una base, può essere considerato una base anche per le altre armi, anche se la tendenza ormai è quella di impostare direttamente i ragazzi per l'arma che vogliono fare, insomma, in cui si vogliono indirizzare. Il fioretto diciamo che è l'arma un pochino più leggera, più tecnica e che consente anche un approccio un pochino più delicato, diciamo più adatto all'età dei bambini. A noi piace molto, vediamo che insegnare il fioretto dà delle soddisfazioni e si divertono, perché comunque non è un'arma pesante proprio dal punto di vista fisico e poi non si danno colpi forti, per cui diciamo la troviamo molto adatta. Quindi diciamo che la sciabola è adatta se poi decidi in un futuro di fare il politico, magari il vice sindaco come la nostra Eleonora Mosco. Sì, Eleonora era una sciabolatrice e diciamo che forse lo sport l'ha aiutata a mettere a frutto poi la tenacia, la determinazione. Comunque si è molto preparata da tutti i punti di vista per eseguire bene questo ruolo. Ci sono state delle innovazioni per quanto riguarda il mondo della scherma? Sì, da qualche anno si può usufruire della moviola nelle gare più importanti. Ogni atleta ha a disposizione 2 moviola che può richiedere all'arbitro nel caso in cui non sia d'accordo con una decisione arbitrale, e eventualmente nel caso in cui poi gli venisse data ragione queste moviola non si esauriscono e ne ha sempre a disposizione 2 finché ha ragione, poi dopo basta. La vostra palestra tra qualche mese avrà una grande novità, ce la vuoi ricordare brevemente? Sì, non vediamo l'ora, perché dall'altro lato della strada qui di Via dei Colli sorgerà un nuovo supermercato Ali e che ci ha destinato il piano superiore una palestra per noi della Scherma, della Comini, Padova Scherma. Finalmente riusciremo a mettere in pratica tante cose, tante idee che abbiamo da qualche anno, ma che qui nella sede dove siamo ora purtroppo non riusciamo a mettere a buon fine. Francesca, un ultimo consiglio ai genitori che sono magari spaventati di iscrivere i propri figli ad una palestra dove si insegna la scherma. Io assolutamente penso che la scherma sia uno sport molto 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 utile ai nostri ragazzi che stanno tante ore seduti a casa, a scuola. È uno sport che risveglia, oltre all'indipendenza dei ragazzi, la coordinazione, la velocità, li rende autonomi proprio da tutti i punti di vista, perché loro vengono in palestra con la loro borsa, si cambiano, si vestono, si attaccano in pedana, tirano, si arbitrano, noi li controlliamo, li guardiamo logicamente, però
da soli poi sono in pedana e devono mettere a frutto da soli quello che noi gli insegniamo durante la lezione. Per cui io penso che sia uno sport completo da tutti i punti di vista. Io sono fiero di essere nato a Padova. Bene, questa è la nostra Francesca Bortolozzi, insomma avete visto una gloria tuttora in attività e siamo tutti curiosi di vedere appunto questo trasferimento, questa nuova sede che è proprio di fronte all'attuale sede. Un trasferimento che dove c'è lo zampino anche giustamente dell'amministrazione comunale, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Come si è svolta questa convenzione? Sì, è una convenzione che appunto è stata stipulata con l'associazione Comini, che dopo tanti anni di anche peripezie anche burocratiche, diciamolo, perché è importante ricordare questo, finalmente è passata in giunta da parte all'unanimità, insomma, la convenzione che darà la possibilità alla Comini di potersi trasferire al piano superiore della LI, di questo stabile dove sorgerà il supermercato lì, quindi finalmente un sogno che si realizza anche per il Comini. Per una società che è presente dal 1885. Sì, uno dei fiori all'occhiello di Padova, della Padova Sportiva. A proposito di infrastrutture, Eleonora, c'è stato un summit di recente sull'Euganeo tra la dirigenza Bergamini Bonetto e Massimo Bitonci e Cinzia Rampazzo. C'è qualche novità che magari di cui sei al corrente o magari relativamente alla costruzione della curva a ridosso del campo? Beh, appunto è un percorso che abbiamo intrapreso, è ancora tutto in fase di valutazione, comunque si sta appunto discutendo sulla possibilità di avere questa nuova curva 1,5 metri insomma, dalla porta, più tutta la cittadella dello sport che sorgerà attorno alla zona Euganeo, e quindi si sta lavorando in questo senso, però non mettiamo sul tavolo ancora tutte le carte perché è ancora tutto in fase di valutazione. Come percentuale come siamo? Beh, insomma percentuali positive, ecco, buone. Quindi dal prossimo campionato in Lega Pro possiamo magari non dall'inizio della prima giornata, ma auspicare che parta il tutto. Cosa ne pensate, ragazzi, di avere i tifosi a 1,5 metri dalla porta? Soprattutto la parte più calda, la tribuna Fattori. Siete contenti? Poi sempre siete contenti o preoccupati? Speriamo che rimangano ovviamente a Padova. Ma io penso che comunque parlo per me, un ragazzo giovane come me, giocare davanti a un pubblico così gremito è sempre una bella sensazione, e vedere magari anche i tifosi sempre più vicino al campo è una bella cosa. Lucilla, tu ho visto che stavi concordando delle domande un po' personali durante la pausa precedente. Che cosa sei riuscita a strappare a questi? Perché so che con te magari si aprono un po' di più che con me, ovviamente. Parlando un po' così, questi 30 secondi, ho scoperto che nessuno ha la ragazza. Ecco, quindi allora magari volevamo sapere sulla terza promozione. Aspetta, perché ho scoperto una cosa più bella. Allora, permesso? Tieni. La domanda era dove magari avete visto la tifoseria più bella, cioè quando siete andati in trasferte, qualcuna che vi ha colpito. Che tifoseria abbiamo già detto? Solo quella di Padova. Le tifose, Le tifose, allora. Le tifose più carine, dove le avete? Secondo me, io gliel'ho detto, secondo me è Alto Vicentino, perché visto i nomi che ci sono nella squadra, di conseguenza è alto anche il valore in tribuna, quindi io ho detto secondo me ma delle partner dei giocatori, però non delle non delle supporter. Poi più che altro perché era il campo che aveva la tribuna un po' più vicino, quindi era il microfono più lontano, era più facile vederle. Dici che abbiamo perso, ci siamo distratti dalle wax le wax, esatto, le WOG. No, poi l'ho detto. Allora sposeresti una dell'Alto Vicentino? Sì, a te. No. Quindi le guardo, però è neanche un gemellato di questo tipo. E anche per voi Alto Vicentino, Michael? Lui non ha guardato. Non guarda niente. Vedi, perché lui è un segno lui è un figlio della luna, lui cosiddetto, no? Il segno del cancro è dominato dalla luna, è un sentimentale e di conseguenza non è come Nico, che all'Ariete, capito, che pensa, si guarda intorno, guarda le gnocchi. Ma Lucilla, hai mai scoperto, a parte i segni, Claudio, sappiamo che sei un appassionato, faremo te lo prometto, una puntata solo sull'oroscopo. No, mi fermo subito. Oroscopo nel cuore si chiamerà. E Lucilla, hai scoperto qualcosa dei festeggiamenti, qualche aneddoto che magari non è uscito pubblicamente? Beh, è vero, ma non lo so. È successo qualcosa dentro lo spogliatoio? Le chiedo io, così gentile. È successo qualcosa dentro lo spogliatoio? Ma non risposte diplomatiche, ragazzi.
ragazzi. qualcuno che hai visto e hai detto mio Dio, non riconosco. No, sono state tante belle scene quel giorno lì. Dopo, penso che quando abbiamo buttato il giornalista sotto la doccia, che neanche loro se l'aspettavano, poi abbiamo buttato, è arrivato il press che ci ha fatto. Ho visto che gli avete fatto. Cioè che ha detto ragazzi, ha detto silenzio ragazzi, sono l'unico che sono ancora asciutto, potete buttarmi sotto la doccia. Noi l'abbiamo presa, abbiamo fatto la cresta. Cioè io qua però devo dire una cosa, scusami, tu sai io sono fissato con l'astrologia, ma è il presidente del segno dei pesci che è masochista. Ma Bergamin, il pesci è un segno masochista, quindi lui era l'unico asciutto. Prego? L'avete messo sotto la doccia per questo. Comunque è consolatorio per il nostro amico Diego. Vedi Diego, non solo tu da tifoso sei single, ma anche vedi questi 3 giovanotti che potrebbero avere stuoli di fanciulle ai propri piedi, sono single, quindi non disperare. Per scelta forse, non lo sappiamo Secondo ancora. me magari sono ancora giovani. Sono single per averne di stuoli. Esatto, proprio per il contrario. Alessandro, un flash anche sull'Alto Vicentino di cui sappiamo quasi tutto. Anche che le ragazze sono belle. Anche che stavate gettando benzina sul fuoco, Lucilla, chiedendo se sarebbero andati con le mogli dei giocatori dell'Alto Vicentino. Non incendiamo troppo la vigilia della partita. Perché c'è già un clima abbastanza caldo per delle frasi che sono volate. Esatto, quindi non incendiamo ulteriormente. L'ha detto appunto lo stesso Nicola prima, l'ha detto a Peri, l'ho intervistato lunedì, anche Zubina nel post partita di domenica. È nato un po' di rivalità, ecco, tra le due squadre, e poi il Padova vorrà sicuramente lavare l'onta della seppur immeritata sconfitta dell'andata, ecco, e legittimare ulteriormente il primo posto, dimostrare che è meritato, ma d'altra parte i 15 punti parlano chiarissimo. Ecco, adesso faremo delle domande secche sul futuro vostro, se avete qualche idea già, però prima volevo sentire Rubo se ha qualche vignetta nuova. Ricordati che siamo sempre in fascia protetta. C'è Lucy che non vuole più darmi il microfono. Sì, ne ho, guarda, un paio su Rossano e una su Aldo Giovanni e Giacomo qua davanti. Allora, mi occupo di auto d'epoca dei tempi dei Flintstone. Bene inquadrata, perfetto, questa era una cazzata, però bisognava farla. Molto carina. Però ne ho fatto un'altra sui tuoi tempi agonistici. Eccola qua. Una volta sono riuscito a durare anche 3 minuti e la mia fidanzata me ne è stata grata. Ed ecco Aldo Giovanni e Giacomo, ma se ci chiedono dell'anno prossimo, ma io non c'ero e alzo pure le mani. Minchia, pure io, niente saccio. Ma perché parliamo così? Esatto, nessuno è Questi siciliano, l'unico siciliano fuori misura. non c'è è a Peri, per cui non c'è. Bene. No, perché ho visto che su questa domanda dell'anno prossimo tutti omertosi. C'è grande omertà, ma magari non sanno neanche, chiediamo, magari la società ancora, dopo aver blindato, perché la scorsa puntata ancora non avevamo questa notizia, blindati, parlato De Poli, adesso si parte dai tasselli, dai giocatori. Io mi sbilancio e dico che tutte e 3 potrebbero far parte del prossimo Padova, così a occhio. Nicola Petrilli soprattutto. Seriamente non sappiamo nulla, anche perché scade il contratto fino al 30 maggio. 30 maggio. Siamo qui, quindi l'allenatore e il direttore hanno rinnovato solo una settimana fa, quindi adesso faranno le loro valutazioni per fare una rosa competitiva e pensare che campionato vogliono fare, ecco. Però per quanto riguarda me, penso anche forse tutta la squadra, non sappiamo ancora nulla. Quindi il salto non è facilissimo, perché abbiamo visto le squadre che l'anno scorso sono passate dalla D alla Lega Pro, a parte il Matera che ha però investito soldi, hanno fatto tutte difficoltà. È tutto un altro mondo. Io che ci sono stato posso dirti che è un calcio totalmente diverso, qui magari più fisico e con la regola anche dei giovani. Non è un calcio ad altissimo livello, già dalla Lega Pro trovi delle squadre che sono, secondo me, vedi il girone C, secondo me era più una B2 che non una C, perché erano squadre veramente di un blasone altissimo. Quindi a noi ci va bene perché andiamo nell'à. Speriamo in Cittadella, no, gli auguriamo di no. Se così fosse sì, penso che il girone A sia quello un po' più facile. E tu ti vedi in Lega Pro l'anno prossimo? Io sì, non mi vedo male, sono sincero. L'ho fatta e penso di poterla fare ancora. Ma qual è la maggiore differenza fra visto che le hai fatte tutte e due? A parte fisicità, forse magari anche qualche... Diciamo che più su vai di categoria e più paghi gli errori. Nel caso magari in difesa ti viene concessa 1 o 2 palle, trovi l'attaccante esperto e di categoria che può sbagliartene una, ma la seconda ti fa gol. Invece magari in Serie D trovi quello che
gliene concedi 5 e te le sbaglia tutte e 5. Quello secondo me fa la differenza. Poi ci sono giocatori che magari vengono dall'A alla B a prendere gli ultimi soldi, è brutto da dire, tipo non so, Miccoli che giocava in Lega Pro fino a qualche anno fa, trovi anche personaggi del genere, quindi non gli ultimi arrivati. E secondo te dei tuoi compagni chi... cioè tu devi... picchiare tu domani. No, se tu fossi De Poli, no, questo fossi, è difficile. E devi scegliere uno che vedi che per Lega Pro sarebbe un ottimo acquisto, no? Beh, se fai un nome, voglio dire, puoi sempre consolarti con i tuoi compagni domani. Dico, perché non hai detto che il mio? Mi ha chiesto uno. Uno solo. Un nome. Un nome? Uno. Anche voi loro non preparate puoi scegliere, così non si offendono. No, loro non li scelgo perché sono giovani, quindi ci possono stare. Beh, non ne volevo dire. No, vabbè, Cunico anche se ha l'età che non gioca dalla sua parte, le qualità che sicuramente anche da fermo puoi giocare per non so quanti anni ancora. Quindi per te è Cunico. Okay. Per te Giovanni? A me Microfono. sono un grande stimatore di Ilari, mi piace molto come giocatore. Ilari, Marco Ilari. Per te invece Marco? Io mi dispiace ma dico Petrilli, perché io quando sono arrivato anche qua a giocare con lui davanti è una cosa, è un altro mondo, è facile, poi comunque anche con l'uomo alle spalle attaccato puoi dargli sui piedi che non la perde neanche. Non la perde, ce l'aveva incollata ai piedi la palla a Nicola Petrilli. Sentiamo anche Jacopo che è un grande tifoso del Padova. Chi terresti? Un nome secco, dici? Sì, Ma anche due. Anche due? Sì. Facciamo uno per reparto. Uno per reparto, allora qua. Abbiamo allora transato, abbiamo fatto... 4, portiere, difensore, Gli avvocati sono tutti uguali, cioè si parte con un dito ci siamo allora, Lucilla vuole confermare Ferretti, giusto per motivi di nazionalità. Ma se fai anche un primo piano, lo dico anche oggi. Sì, allora fatto il primo piano mentre Lucilla fa uno facciamo il primo piano, dai, ci sta. Io confermo Ferretti nella mia squadra di Lega Pro per l'anno prossimo. Ecco, quindi De Poli mi raccomando, ascolta il consiglio di Lucilla. Jacopo. Uno per I miei tre nomi sono, per l'attacco prenderei Amirante, sceglierei, diciamo i miei top dell'annata, quello che mi è piaciuto di più. Per il centrocampo sono un po' incerto tra ovviamente il capitano, ma anche a me Ilari è piaciuto molto. Dire il vero non perché qua anche lui è molto bravo, a dire il vero, abbiamo un centrocampo di qualità. Se devo fare un nome secco, forse Ilari, perché la carta di identità purtroppo non gioca per il nostro capitano. E dietro abbiamo i centrali che sono bravi, chiaramente. Non so, forse uno degli esterni. A me è piaciuto molto il ragazzo venuto da Bassano, l'ho trovato bravo personalmente, se no di esperienza chiaramente anche là abbiamo giocatori con Nicolini di esperienza, però questi qua, i portieri sono, a parte che abbiamo alternati 3 quest'anno mi sembra, no? Di portieri. Sì, anche per la questione dell'età, mi sembrano fatto un po' di buon livello, nel completo, ho visto tutti e 3 giocare sempre abbastanza bene. Bene. Va bene. Tu hai preparato il tuo striscione? Non so se esatto, abbiamo lo striscione di Diego. Ce l'hai, vediamo un po' lo striscione di... Sì, apri, vediamo un po'. Questo è quello che gemella È lo striscione che va bene per tutto. Allora, dovete sapere che... Caspita, attenzione ma non è la Juventus, no? Perché adesso dobbiamo fare una gara. No, dov'è? Tonazzo allora, e il Padova. Vediamo un po'. Eccolo qua. Ma chi l'ha fatto? Ma l'hai fatto tu, Diego? Lui l'ha fatto. Vabbè, complimenti. Dovete allora. sapere che Diego praticamente lo fa proprio a mano questo, cioè è uno striscione amanuense praticamente. Quindi io leggo Man in Black, che è il club Elisir, lo conosciamo bene. Poi c'è il logo della Pallavolo Padova, c'è la... non vedo bianco, scusate. No, questo è solo pallavolo, no? Coppa Italia. Sì, questo è Ma da notare che hai fatto tutto all'uncinetto. Sì, tutto all'uncinetto. E poi dovete sapere che lui su Facebook, ecco, ricordiamolo, cioè chi volesse insomma chiedere l'amicizia al buon Diego Stecca, lo trova su Facebook e lui vi aggiorna mano a mano sull'evoluzione degli striscioni, perché quanto ci hai messo a fare quello striscione? Un mese. Un mese? Ce n'è un altro però. No. Sì, c'era un altro, vediamo questo velocemente, super tifoso della Tonazzo ma anche innamorato del calcio Padova, e questo è dedicato proprio ai biancoscudati. Vedete una stupenda gallina pescata direttamente delle opere d'arte. Sì, complimenti a Diego. Infatti... Un applauso per Diego. Bravo Diego Stecca, il tifoso
tifoso modello Passa il veramente. microfono, prego. Se volevi Non dire. è che l'ho fatto solo io, grazie anche a mia madre, perché la gallina non è che... La gallina bisogna ringraziarla assolutamente. No, non ho capito, scusa. Allora, Ringraziamo anche la madre di Rebecca. allora, chiariamo- Adesso però, scusami Claudio, devi andare anche a trovare il Petrarca Calcio 5 del presidente Anche il basket, Morlino. stavo per dire, abbiamo bisogno di tifosi Basket, come lui. il No, calcetto, chiariamo- no Paolo. Tifoso per lavoro, insomma. Chiariamo una cosa, allora scusate un attimo perché nella confusione Diego ha ringraziato la madre per la gallina, ma in realtà non è che ha posato la madre, cioè voglio dire, Sto dicendo, ha disegnato la gallina tua madre. ha disegnato un po' meglio la gallina, lei è la mia madre perché è una pittrice. Ah, è una pittrice. Allora, siccome che io non sapevo dove dovevo iniziare a fare questa gallina qua, allora ho dovuto chiedere per forza a mia madre come devo farla. Allora, solo quella che ha fatto. Quindi la gallina è opera della Sì, allora ringraziamo anche la madre di Diego Stecca. Allora abbiamo qualche minuto, Ruvo, hai qualche altra vignetta che stai completando in extremis? Sì, ho le ultime due, una dedicato al nostro Diego, l'uomo degli striscioni, e dopo i corsi di taglio e cucito ho cominciato corsi di ballo per trovare una donna, ma forse sbaglio abbigliamento. Vuoi che la lega così? Poi abbiamo, come promesso, Eleonora. Non so che ascendente ho su Massimo, ma certe mattine non sa proprio dirmi di no, con la sciabola in mano. Poi ha capito che una donna non si tocca neanche con un fioretto, specie se è campionessa di sciabola. E questo vorrei come questo monito. ci sta, esatto, ci sta. Non vedo la faccia di Leonora, ma è meglio perché io esco dallo studio prima. E per me è tutto. Per me è tutto. Allora, un secondo. Se posso, un secondo. La moglie di Rossano si è risentita, ha mandato un sms, ha detto che non è vero che dura 3 minuti, ma bensì 4 e mezzo. Si salva, dai. È corretto. Rossano, invece, chiudiamo un attimo con questa polemica. So che tu sarai presente in Fiera a Verona, penso con lui è presidente nazionale di questo registro veicoli storici. No? Sì. La polemica è in corso con l'ACI, pensate un po', quindi non con qualcuno così, insomma. Scusate, ti trasforma in uomo sandwich. Vabbè, allora, la polemica qual è? Il calendario è accaduto per chi possiede un'auto storica. Auto storica è anche la vecchia 500, della mamma di Diego, ad esempio. Sì. 500, io ti ho inserito così d'ufficio. Prego, Rossano. No, è successo che con la legge di stabilità ha fatto diventare instabili noi, ovviamente. Col comma 666 dell'articolo 1 della legge di stabilità, quindi 666, quindi penso che evochi cose sinistre o anche destre, non lo so, quello che è. Comunque hanno prima i veicoli dai 20 ai 30 anni, comunemente dette young timer, o comunque ultra ventennali, ma è bruttino, andiamo sugli young timer, godevano delle agevolazioni fiscali degli stessi veicoli che avevano più di 30 anni. Quindi avevano un'agevolazione fiscale e pagavano il bollo ridotto. Questo vale sia per le auto che per le moto. Il governo, ovviamente a caccia di spiccioli, ha pensato di togliere questa agevolazione, chiaramente andando contro milioni di italiani che sono appassionati e poi tra l'altro parliamo di un settore che è molto in salute. Difatti la Fiera di Padova, quella di Verona dove saremo anche noi presenti e appunto dove faremo questa tavola rotonda. L'organizzatore è lo stesso di Automoto Day. Esatto, Mario Baccaglini, che organizza per la prima volta Legend Cars, inizia venerdì sera, inizia venerdì con la preview. E poi alla sera ci sarà la presentazione, la sinfonia d'autore all'Arena di Verona, quindi in pompa magna. Prima tra l'altro avrò la fortuna di essere sempre in Piazza Bra. Non è che possiamo fare tutta quanta la cronistoria. Vabbè, comunque faremo questa tavola rotonda con Sticchi Damiani, presidente, che è quello che in una famosa puntata di Report dove ero presente anch'io e dove era presente anche l'avvocato Loi, che è presidente dell'ASI, aveva innescato questa cosa e diceva che insomma le macchine andavano sostanzialmente quindi voi cosa chiederete in buona sostanza? Di ritornare a quella che era la condizione precedente oppure che non proprio, perché poi noi con la 342-2000 avevamo tantissimi in Italia avevano chiesto di migliorare questa legge e molti registri aspiravano ovviamente ad essere parificati ai 5 registri classici che erano stati riconosciuti nel 2000, che erano l'ASI, l'FMI e i 3 registri storici Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Per anni abbiamo combattuto per migliorarla, il governo invece ha pensato di peggiorarla e quindi ci ha parificati non in peggio ma in meglio, non in meglio ma in peggio, e quindi faremo questa tavola rotonda appunto con
con Sticchi Damiani, presidente nazionale dell'ACI, e con altri personaggi. Ci sarà Roberto Ciambetti, perché è successo appunto che le regioni, quando hanno tolto l'agevolazione fiscale, quasi tutte le regioni hanno cominciato un po' sulla spinta ovviamente degli appassionati. Mentre il Veneto ha mantenuto che cosa? No, il Veneto, esatto, è successo da pochissimo, finalmente il nostro registro è stato riconosciuto e quindi a livello regionale è stato parificato agli altri 5 registri. Va bene, quindi in Veneto e Piemonte siamo riconosciuti anche noi, e 4 regioni, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, hanno mantenuto l'agevolazione fiscale. Qualcuno di voi ha un'autostorica qua, ragazzi? No, ma io voglio vedere. No, Lucilla vuole andare a vedere le corse. Visto che siamo in diretta, ti chiedo se posso andare a vedere, perché io, mi piacciono tantissimo, come possiamo fare? Allora, dopo vi scambiate i numeri. Invito tutti quanti, scusa, mi sono dimenticato di dire che è vacanza, adesso non faccio pesare troppo. Allora, un minuto questa abbiamo. tavola rotonda che il sabato mattina, dalle 10:30 in poi, dalle 10:30 alle 12:30, sempre lì a Verona Leisure Cars, mentre domenica, appuntamento molto importante perché abbiamo invitato tutti i candidati presidente alla regione per dire la loro su questo argomento, per vedere se poi... E ci saranno tutti? Ci saranno tutti, noi li abbiamo invitati quasi tutti. Non facciamo nomi, che qua per la par condicio, certo, cioè, rischiamo il dentifricio. Allora, ultimo minuto, Claudio, non ce la facciamo, non so Paolo, volevi ricordare un flash del prossimo torneo importante che fai e poi chiudiamo con Eleonora? Sì, questo sabato 9 maggio al Boomerang Club di Ponte San Nicolò ci sarà la festa finale della scuola di calcio 5, come dicevo prima, tra i 500 e i 600 bambini provenienti dalle nostre 15 sedi di scuola di calcio 5. Giusto per dare un quadro, sono 5-6 sedi di attività a Padova e poi partiamo da Cadoneghe, Stra, Ponte San Nicolò, Maserà, Conselve, Selvazzano, insomma un'attività corposa che sabato 9 maggio avrà il suo epilogo nella stagione annuale, poi partiranno le attività estive, quindi sabato 9 maggio Boomerang Club a partire dalle 16. Vabbè, complimenti allora a Paolo Molino del Petrarca Calcio 5, sempre in prima linea sull'attività giovanile. Diciamo che Alessandro Vinci, il nostro giornalista di Padova Sport, giocava nel Petrarca ed era anche abbastanza bravo. Per 4 anni ho giocato a Petrarca. Ecco, poi si è dato al giornalismo, non so se sia era uno dei giocatori più simpatici. Vabbè, questo così, di simpatico. Ci vuole anche quello di solito simpatico. se si parla di donne, quando uno dice com'è, è simpatica. Esatto. Allora, ricordiamo in chiusura che tutte le partite del Padova, tutta l'estate del Padova la seguiamo ovviamente su padovasport.tv, il sito di riferimento del calcio e dello sport padovano. Allora chiudiamo con Eleonora, perché Lucilla vuole un po' sapere del tuo curriculum da politica, l'iniziativa di cui sei più orgogliosa di questi mesi che hai fatto da vice sindaco. Beh, io ho la delega al commercio e la delega Facciamo anche alle un primo piano politiche. su Eleonora, che è anche un bel vedere, oltre ad essere una brava politica. Va bene. Beh, appunto dicevo, la delega alle politiche giovanili e al commercio. Allora, come commercio certamente la patente a punti, un provvedimento che fa tornare Padova una città viva, perché consente a tutti i pubblici esercizi, tutti i bar della città di rimanere aperti fino alle ore 2, rispettando ovviamente delle regole chiare e certe, quindi questo dà la possibilità finalmente a tutti i giovani, ricordiamo Padova, città universitaria, 62.000 studenti, nel rispetto di regole le più basilari di convivenza, di educazione, Scusa, ma la patente a punti riguarda gli utenti o il gestore? Riguarda i pubblici esercenti, ok, dovranno rispettare delle regole. Quindi si fanno carico loro dei loro clienti in buona sostanza. Sì, esattamente. E in cambio però aperto avrai la possibilità di prolungare l'orario di chiusura fino alle ore 2. E quindi questo è un provvedimento importante. Poi per le politiche giovanili riservo molta attenzione al tema occupazionale, visto che Padova, ahimè, è una tra le province venete con il tasso di disoccupazione più alto, oltre ovviamente a quello italiano che è drammatico perché ormai è circa il 43,9% al 44%, e quindi attraverso questo progetto fatto appunto con si chiama Mini Job abbiamo dato occupazione in alcune attività interne al comune a 62 giovani, e quindi questo è un provvedimento che sta partendo, il bando è già stato fatto, per cui riuscire a dare un respiro di sollievo anche a questi giovani che magari sono laureati, che hanno investito moltissimo
nel proprio percorso di studi e dare anche un sostegno, una risposta concreta, credo sia la forma più bella di quella che dovrebbe essere la politica con la P maiuscola. Si ricorda alcune di queste attività, giusto per capire il livello così di disponibilità da parte dei giovani, perché si dice sempre che i giovani non vogliono fare delle cose, come dire, poco adatte al loro titolo di studio, eccetera. Invece mi pare di capire... invece sfattiamo anche questo falso mito. Sono attività di vigilanza, e quindi abbiamo i parchi piuttosto che le nostre sale comunali, le biblioteche, attività anche interne al comune di poter all'interno delle biblioteche, quindi attività di controllo, di supervisione anche all'interno dei settori comunali. Comunque invito tutti i giovani ad andare nel sito www.padovanet.it, il sito del comune di Padova, dove potete ritrovare tutte le informazioni per accedere anche agli altri bandi che sono attivi nel nostro sito. Ecco, non ci sarà il botteglione in Prato della Valle, comunque no, questo l'abbiamo capito, non ci sarà. No, il botteglione va bene. Chiudiamo così. Claudio, ringraziamo tutta la tribunetta, siamo un po' in ritardo. Allora ringraziamo il nostro super tifoso della Tonazzo, Diego Stecca, grazie, ti aspettiamo qui con altri striscioni. E se posso dire una cosa, Vai, ringraziare anche il Club Elisire che ci ha accompagnato con la tifoseria, a nome di Max di Roma che lo conosciamo e lo salutiamo, Max di Roma. È il presidente che ha portato avanti sia coreografia sia qualsiasi cosa che ha fatto. Devo ringraziare quello che ha fatto, è veramente... Va bene. Avete capito, ragazze? Questo signore è uno molto generoso, è uno molto anche... sì, allora salutiamo tutti i nostri giocatori, Nicola, Alessandro, Giovanni. Ciao a tutti, buonasera. Alessandro, ciao a tutti, buona serata, grazie a voi. Il buon Ruvo. Ciao Fanciulli, passo allo Giovanni e Giacomo. Nicola Petrilli. Grazie, arrivederci. Ci vediamo in Lega Pro. Mi piace, arrivederci. Grazie, buonasera. Arrivederci presto, dai, speriamo. Buona serata. Paolo Molino, grazie Jacopo Tognon per essere stato con noi. A Eleonora Mosco, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento per l'ultima puntata di Padova nel Cuore è per mercoledì prossimo. Mentre salutiamo la nostra Lucina, la ringraziamo per la sua presenza in queste 9 puntate, perché te ne voli in Argentina, ma chissà, magari l'anno prossimo tornerai da noi. Forse sono confermata anch'io. Vediamo, perché ripeto, sei in prestito con diritto di riscatto. Grazie a Claudio Campagnolo. Grazie a te, a mercoledì prossimo. A mercoledì. Questa trasmissione è offerta da